Radio Rai, sede regionale per la Sicilia. TGR, giornale radio della Sicilia. Oggi è la giornata per ricordare tutte le vittime delle mafie. A Napoli una manifestazione nazionale, da Catania il ricordo di Luigi Bodenza ucciso nel 94. La pandemia in Sicilia, ieri 4.777 nuovi casi con il tasso di positività del 15,6%. A Partanna nel Trapanese un gruppo di ucraini ospiti dell'amministrazione comunale e delle famiglie. Il caro energia mette in crisi le imprese artigiane siciliane, secondo la Confartigianato in molte rischiano la chiusura. A Rocca di Caprileone la storia di un bambino che ha bisogno di assistenza permanente ma l'ASP non ha personale sufficiente, la denuncia viene dai genitori. E sport calcio in Serie C, il Palermo ha pareggiato a Potenza, il Messina ad Avellino, secca sconfitta del Catania a Foggia. 7, 19 e 21, una buona giornata da Mario Azzolini in studio per questa prima edizione del GR, a Catania Antonello Agufrieri, assistenza tecnica di Daniele Marchese e a Catania Andrea Giuntini. Oggi la giornata nazionale per ricordare le vittime della criminalità organizzata, una manifestazione a Napoli anche con il patrocinio della RAI, l'occasione per parlare di certe figure che il tempo ha voluto cancellare, come quella di Luigi Bodenza, il servizio. Era uno conosciuto da tutti lì a Piazza Lanza e il motivo per cui è stato ucciso è questo, perché rappresentava un simbolo e quindi siccome loro volevano colpire il corpo della polizia penitenziaria hanno scelto lui probabilmente avrebbero potuto scegliere qualche altra figura. La ragione assurda per cui Luigi Bodenza fu ammazzato dalla mafia ancora ossessiona il fratello Pietro. Luigi era un agente di custodia al carcere di Catania e Cosa Nostra aveva bisogno di colpire qualcuno che lavorava nelle prigioni in cui erano rinchiusi tanti mafiosi. Un gesto che suonasse come un segnale di forza dopo la risposta dello Stato alla stagione delle stragi. E la decisione del boss Giuseppe Maria Di Giacomo del clan dei Laudani cadde proprio su Bodenza. Originario di Enna, aveva 49 anni quel 24 marzo del 94 quando di ritorno in auto dal lavoro a Gravina di Catania venne raggiunto da due sicari che gli spararono addosso 11 colpi di pistola. Sentiamo ancora Pietro Bodenza. Non era un eroe, ma ha sempre cercato di, comportandosi onestamente, di essere retto nel suo lavoro. Mandanti ed esecutori dell'omicidio sono stati condannati, ma è ancora grande il risentimento per l'assassinio di un uomo ancora giovane, che alla morte lasciò moglie e 2 figli. Tutto mi fa rabbia, è stato un delitto senza motivazioni dirette. Il suo lavoro lo vedeva serenamente, lui era tranquillo. Maurizio Di Lucchio, TGR Sicilia. E adesso i dati della pandemia sono stati quasi 4.800 i nuovi casi dichiarati ieri, tasso di positività al 15,6%, la provincia di Palermo in testa per numero di contagi. Sentiamo. 4.777 nuovi casi secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, con un tasso di positività pressoché stabile al 15,6%. La Regione ha precisato però che sul numero complessivo dei casi comunicati 1.156 sono relativi ai giorni precedenti al 19 marzo, 12 il numero dei decessi. Aumentano i posti letto occupati negli ospedali, 28 casi in più rispetto al report precedente, in totale sono 938, 60 in terapia intensiva. Intanto sono in crescita i contagi nelle scuole. Secondo i dati dell'ufficio scolastico regionale c'è un aumento rispetto alla precedente rilevazione sia delle classi in quarantena, si passa infatti dal 6,7 al 7,8% sul totale degli istituti monitorati, sia degli alunni positivi in DAD o in isolamento, che nella scuola primaria salgono dal 2,6 al 2,8%, nelle secondarie dal 2,5 al 3%. Deborah Verde, TGR Sicilia. A Partanna, nella Valle del Bedice, ieri mattina un'iniziativa per celebrare l'amicizia e la solidarietà dei siciliani col popolo ucraino, il servizio. Perché la prima volta è venuto quando era 11, adesso sono 39, adesso c'è il posto dove possiamo andare, c'è il posto che
amiamo con tutto cuore, le gente che sappiamo, è la nostra famiglia. All'età di 11 anni Irina Pisareva visse alcuni mesi a Partanna, fu ospitata da una famiglia grazie a un programma di accoglienza di bambini che dovevano sfuggire alle radiazioni di Chernobyl. È tornata a Partanna 2 settimane fa per scampare ai rischi e agli stenti della guerra, con lei 20 fra donne e bambini provenienti da Kiev. Dopo un caffè all'interno di un bar si passeggia in piazza Falcone e Borsellino. Le donne ritrovano forza per qualche sorriso, per i bambini spunta un pallone. Ancora Irina Pisareva. L'ho detto che la Sicilia non è un posto, non è i paesi, ma sono i genti, il suo popolo, che sono i genti meravigliosi, con un grande cuore. In un paese segnato dall'esperienza del terremoto del 68, i partannesi offrono una loro casa a una ragazza e alla sua bimba di 6 mesi, Irina Naorma. Devo essere forte per mia bambina, per questo devo pensare dei così belli, buoni, e per questo sto concentrare sul come mi trovo bene qua e come trova lei bene qua. All'ospitalità si affianca l'impegno del comune di Partanna per garantire l'accoglienza. Il sindaco Nicolò Catania. La trafila poi ovviamente viene completata da quelli che sono gli adempimenti amministrativi e burocratici dalla Polizia Municipale con la registrazione presso la Questura, presso la Prefettura. Da Partanna, Ernesto Oliva, TGR Sicilia. Giovanni Bruno, il marittimo di Pozzallo, che da Kherson in Ucraina, dove era bloccato con la famiglia da 24 giorni, aveva lanciato ripetuti appelli chiedendo aiuto per lasciare la città, è ora al sicuro a Palanca in Moldavia, aiutato nella fuga dal giornalista di Radio Rai Simone Zazzera. E un'altra storia legata alla guerra in corso in Ucraina arriva da Caccamo, dove l'iniziativa di una donna russa è un esempio di fratellanza. Io praticamente prima settimana non mi ricordavo che giorno ho mangiato, non mangiato, dormito, non dormito e siamo stati così scioccati. Alla russa Irina la guerra non piace e non lo dice soltanto a parole. Nel suo B&B di Caccamo, nel Palermitano, sta ospitando una famiglia ucraina, 3 donne e 2 ragazzi, la più anziana è la nonna Gala. Non c'è differenza, se russa o ucraina, è importante che la persona è brava, è buona. Irina soffre, la sua famiglia è a San Pietroburgo e non la pensa affatto come lei. Io ho iniziato subito a mandare immagini, a dire che cosa sta succedendo, ma non ho trovato d'accordo. Vorrebbe farli parlare con Mark, un altro ospite, ha 16 anni e fugge da Kiev. Abbiamo sentito esplosioni, abbiamo raccolto i nostri vestiti in fretta e abbiamo dovuto scappare dalla città. L'amministrazione comunale di Caccamo sta facendo la sua parte. Tra poco inizieranno anche corsi di italiano. Un insegnante sarà Mascia. Dopo Chernobyl era ospite di una famiglia. Ora è qui per fuggire dalla guerra. Perché lavoravo con i bambini e adesso voglio aiutare a quelli che scappano da quell'inferno. Giorgio Ruta di GR Sicilia. Ed è stata avviata una raccolta fondi per l'emergenza ucraina promossa unitariamente da Croce Rossa, UNHCR e Unicef. Un solo numero solidale, il 45525, permetterà alle 3 organizzazioni da sempre impegnate nella crisi internazionale di portare un aiuto concreto e testimoniare la vicinanza dell'Italia. Centinaia di persone provenienti da tutta l'isola hanno partecipato ieri al presidio davanti alla base militare di Sigonella. Lo rende noto il coordinamento regionale dei comitati No MUS, via le basi USA è nato dalla nostra terra, no al MUS. Sono alcuni degli slogan lanciati al di là del cancello della base americana per dire basta con la militarizzazione crescente nei territori. Il caro energia e i costi delle materie prime mettono in grave difficoltà i piccoli artigiani e la denuncia di Confartigianato Sicilia. In molti rischiano la chiusura. Sentiamo il servizio. Una crisi dietro l'altra, quando le aziende miravano a rialzarsi fiduciose su una ripresa economica anche per onorare scadenze e prestiti contratti durante la pandemia, le forti sollecitazioni dei costi di materie prime ed energia, in parte conseguenza del conflitto in Ucraina, offuscano il futuro di medie e microimprese, come denuncia Confartigianato Sicilia. Sentiamo il presidente Giuseppe Pezzati.
La differenza che c'è tra costi e ricavi è diventato insostenibile. L'azienda ha grosse difficoltà oggi a reperire gli stessi importi da restituire allo Stato. Il caro energia, si evince dal report, coinvolge 2.363 medie e piccole imprese, il caro carburante oltre 7.000 e la carenza di materie prime più di 35.000, complessivamente un quinto del sistema produttivo isolano. Si parla di 46.000 aziende coinvolte con 160.000 addetti, circa l'80% sono delle piccole e microimprese entro i 50 operatori all'interno delle aziende. In una suddivisione territoriale, secondo l'indagine, la maggior parte di queste imprese risultano dislocate nel Ragusano, nel Siracusano e nel Nisseno per l'area di Gela. I settori più danneggiati sono legati all'indotto del metallurgico, del petrolchimico, oltre ai trasporti, l'alimentare e le costruzioni, senza contare le piccole realtà artigianali, ancora pezzati. Speriamo nel PNRR, ma dobbiamo cambiare anche i criteri di ripartizione di questo PNRR. Antonello Carbone, TGR Sicilia. Siamo alla cronaca, dopo tanto tempo fatta chiarezza su una vicenda avvenuta ad Alcamo. Sembrava una pesante intimidazione mafiosa ed era invece una maldestra azione di concorrenza sleale. Servizio. Un anno di indagini con rilievi, intercettazioni, interrogatori, ma soprattutto l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Così i carabinieri di Alcamo hanno arrestato 4 persone per l'incendio di 3 motrici nel piazzale della Cortimed Sud, nella zona industriale della città del Trapanese. Il 10 febbraio 2021 fiamme ed esplosioni per tutta la notte nella ditta di trasporto merci, con un danno di oltre 30.000 euro. Dietro all'intimidazione, secondo i carabinieri, ci sarebbe una ditta concorrente con sede a Palermo. Da quando la Cortimed aveva rilevato i mezzi della Signorino, azienda in liquidazione, non si affidava più all'impresa palermitana, così sarebbe scattato il raid. Il fuoco sarebbe stato appiccato da Giovanni e Carmelo Andolina, padre e figlio, dopo aver raggiunto la zona con una Fiat 500 rubata e poi data alle fiamme. Ad attenderli ci sarebbe stato il cugino Maurizio Andolina, anche lui attivo nel settore trasporti, un rogo voluto, secondo gli investigatori, da Davide Gabriele, titolare della GT Group, che così avrebbe cercato di impedire che la ditta alcamese interferisse nell'affidamento dei trasporti da e per la Sicilia occidentale. I 4 adesso sono in carcere e sono accusati a vario titolo di incendio, tentata estorsione e ricettazione. Simona Licandro, TGR Sicilia. Il Tribunale di Catania ha rigettato il ricorso presentato dai legali di Salvo Pogliese contro la Prefettura e il Ministero dell'Interno sul provvedimento che ha sospeso il sindaco di Catania per 18 mesi dall'incarico. Il primo cittadino, in applicazione della legge Severino, è stato condannato nel luglio di 2 anni fa dal Tribunale di Palermo per peculato a 4 anni e 3 mesi di reclusione nel processo su rimborsi all'ARS come vicepresidente del gruppo del PDL. La pubblica assistenza nei confronti di certe malattie spesso insufficiente, con tagli determinano drammi che colpiscono famiglie già duramente messe alla prova dal destino. Da Rocca di Caprileone, dove già si era segnalato un caso esemplare, oggi arriva un'altra vicenda. Sentiamo. Vorrei un attimino che si potesse smettere di pensare sempre al dio denaro, ai rendiconti, pensassero semplicemente che Leonardo fosse loro figlio, un loro nipote, per capire se loro si comporterebbero comunque così. Angelica si chiede se è giusto avere una sola ora di assistenza infermieristica per suo figlio Leonardo nella loro casa di Rocca di Caprileone, nel Messinese. 7 mesi e ha bisogno di una macchina per respirare, una per deglutire, una per nutrirsi. Lo ha riportato a casa da 20 giorni, ma è ancora in attesa di un piano terapeutico dall'ASP di Messina. Il Policlinico di Messina aveva richiesto 4 ore di supporto infermieristico, però di fatti dall'1 marzo che è stato dimesso siamo al 20, io sono sola, quindi mi sono dovuta improvvisare infermiere professionale. La stessa sensazione di solitudine e abbandono dei genitori di Federica, che ha una malattia degenerativa grave e rarissima. Per lei l'ASP di Messina aveva previsto la presenza di un infermiere a casa per 12 ore al giorno, poi le ha ridotte a 3, purtroppo non a seguito di un miglioramento della bambina. Infine riportate a 6, ma solo temporaneamente fino ad aprile. L'ASP fa sapere di avere la massima attenzione per Federica, ma di non poter fare di più. Sentiamo il sindaco di Rocca di Caprileone, Filippo Borrello. Un disabile dovrebbe avvalersi di figure di riferimento quali il medico, il fisioterapista, invece la prima figura di riferimento dei nostri disabili è l'avvocato, che non si riesce a ottenere alcun diritto senza prima aver lottato per mesi e a volte per anni. Eleonora Mastromarino, TGR Sicilia.
Per una vita ha raccolto abiti e accessori che racchiudono la storia della moda dal 1200 al 1930. È morto a 73 anni Gabriele Arezzo di Trifiletti, esponente di un'antica famiglia aristocratica di Ragusa, che con la sua preziosa collezione ha dato vita al Mudeco, Museo del Costume. Di abiti ne ha raccolti quasi 3.000, la maggior parte dei quali risalgono al periodo compreso tra il Settecento e i primi decenni del Novecento. La collezione, la più importante in Europa per vastità e qualità, è stata acquisita dal comune di Ragusa. Lo sport. Siamo al calcio, in Serie C il Palermo ha ottenuto un pareggio per 2-2 a Potenza, il Catania ha sconfitto a Foggia per 5-1, 1-1 del Messina ad Avellino, servizio. Il Palermo non approfitta del pareggio rifilato dal Messina all'Avellino e sciupa un'altra possibilità di salire in classifica. 2-2 per i rosanero a Potenza alla 33esima giornata di Serie C. La formazione di Silvio Baldini ha trovato chance nitide in avvio di primo tempo. Nel momento migliore però difesa a spasso e Romero ha trovato il vantaggio per il Potenza. A fine primo tempo traversa colpita dai rosanero. Nella ripresa raddoppio al quarto d'ora con Cuppone, ma al 33esimo palla persa dal Potenza e Soleri ha segnato il 2-1. Lo stesso attaccante si è procurato il calcio di rigore per i rosa che Brunori ha trasformato nel finale per il 2-2. In casa del Foggia il Catania è stato umiliato dalla formazione allenata da Zeman. Lezione a Francesco Baldini e ai suoi ragazzi. 5-1 il risultato. L'1-0 di Merola dopo 18 secondi, raddoppio al 17esimo di Curcio. Nemmeno mezz'ora e il Catania era sotto 3-0 con Ferrante. Negli ultimi 5 minuti del primo tempo il gol di Peterman e la seconda rete di Merola, 5-0 all'intervallo. Nella ripresa gol della bandiera rosazzurra con Greco. Il Messina ha raccolto un punto importante in casa dell'Avellino, Irpini in vantaggio con Aloi al 13esimo, nella ripresa l'Avellino vicino al raddoppio, ma il Messina ha provato il tutto per tutto e nel recupero Piovaccari ha trovato il gol dell'1-1 definitivo. Manlio Mezzatesta, TGR Sicilia. E adesso il basket in A1 femminile, successo fuori casa del Ragusa che ha battuto il Moncalieri per 75-67. L'edicola, rassegna stampa. Apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina del Giornale di Sicilia. Naturalmente l'apertura è dedicata ai venti di guerra. Per quanto riguarda la cronaca siciliana, i contraccolpi per l'economia, batosta per l'esporto del vino siciliano, in fumo 25 milioni l'anno. Allarma il procuratore nazionale antimafia Cafiero Del Rao, i boss approfitteranno del conflitto per aumentare gli affari. Poi vicino al Policlinico di Palermo, notte di fuoco nel condominio di 13 piani. Alcamo, video decisivi, incendi contro il rivale, arrestati 4 palermitani. Covid, netti segnali di risalita per i contagi nell'isola, più 16,2% in una settimana. Per lo sport, Rosa Salvi in extremis da 2-0 a 2-2 col Potenza. Nelle pagine interne, l'altalena del virus nell'isola, salgono i ricoveri ospedalieri. Prima settimana in zona bianca con 45.632 positivi contro i 39.374 di 7 giorni prima e resta il giallo dei dati in ritardo. Paura a Taormina, nessun ferito, crolla solaio a scuola, evacuati pure i clienti di 4 case vacanze. Poi trascinata dalle onde tutti salvi, mareggiata a Lampedusa, travolta auto con 4 persone a bordo. Ancora cronaca, coltellate al vicino per vendicare il padre, a Sortino spedizioni in un bar dopo il diverbio, nei guai 2 fratelli trentenni. Ed ancora, cerca di strangolare la moglie, lei fugge, lui arrestato. È successo a Biancavilla, violenza sotto gli occhi delle figlie. Prima pagina della Sicilia di Catania, lo avete sentito nel nostro GR, il Tribunale Civile respinge il ricorso, il sindaco Pogliese resta sospeso. Poi un sondaggio del giornale catanese, burocrazia siciliana bocciata dagli utenti, macchina lenta che frena lo sviluppo. Biancavilla, minaccia alla moglie nella casa Arsenale. Poi morto Gabriele Arezzo dei Trifiletti, gran collezionista di abiti antichi esposti nel museo di Donna Fugata. Infine per lo sport, il Catania crolla in casa del Foggia, Zeman vince 5-1. La prima pagina della Gazzetta del Sud,
Pandemia, provincia di Messina, maglia nera, in Sicilia nuova impennata Covid, meno contagi ma più ricoveri nei reparti delle terapie intensive. Poi Taormina, crolla il solaio nell'ex scuola Vittorino La Felce, chiusa dal 2004. Milazzo, lavoro irregolare, i piani del distretto a difesa dei migranti. E infine Sant'Agata, un nuovo depuratore ancora paralizzato dai rifiuti sotterranei. Tutto per la rassegna stampa. E adesso siamo alle previsioni del tempo. Buongiorno a Luca Ciceroni. Buongiorno e benvenuti ad un nuovo aggiornamento meteo. In queste prime ore del mattino si registrano 7 gradi a Palermo, 6 gradi a Catania, Agrigento e Siracusa, 4 gradi a Trapani, Messina e Caltanissetta, 1 grado a Enna e Ragusa. La mattinata di oggi sarà caratterizzata da cielo molto nuvoloso con possibili piogge sul versante tirrenico e sull'isola di Ustica, nuvolosità variabile altrove con addensamenti più compatti sull'entroterra nisseno e agrigentino, sul trapanese e palermitano. Si prevedono piogge nel tratto tirrenico compreso tra Palermitano e Capo d'Orlando, nuvolosità variabile altrove con possibili rovesci di neve sui rilievi al di sopra degli 800-1000 metri di quota. Le piogge durante il pomeriggio si estenderanno a tutto il settore centro-occidentale della regione, mentre avremo ampie schiarite sulla costa tirrenica del Messinese, nuvolosità variabile altrove con assenza di fenomeni significativi, a parte isolati acquazzoni su Piana di Catania e litorale catanese. Temperature in diminuzione con valori massimi difficilmente superiori ai 12 gradi. Si prevedono 14 gradi soltanto sull'estremo settore occidentale della regione, mentre nelle zone interne farà ancora freddo, con valori al di sotto della media del periodo. Un moderato grecale soffierà sul Mar Ionio, mentre sul canale di Sicilia prevarrà lo scirocco. Le correnti si disporranno da est sul Tirreno con rotazione serale a grecale. Queste le previsioni per la giornata di oggi in Sicilia su informazioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare. Un saluto da Luca Ciceroni, Rai Meteo. E siamo al riepilogo dei principali fatti di cui ci siamo occupati nel corso del nostro giornale, apertura dedicata alla giornata in ricordo di tutte le vittime delle mafie. Questa mattina a Napoli si terrà una manifestazione nazionale. Abbiamo fatto il punto sulla pandemia, comunicati ieri dalla Regione Sicilia 4.777 nuovi casi, ma 1.156 si riferiscono a giorni precedenti. Intanto sono in aumento i ricoveri. Siamo andati a Partanna nel Trapanese, dove un gruppo di ucraini è stato ospitato dall'amministrazione comunale, dalle famiglie. Vi abbiamo poi parlato del caro energia che mette in crisi le imprese artigiane siciliane. Confartigianato ha lanciato l'SOS e dice molte di queste imprese rischiano la chiusura. Siamo poi andati a Rocca di Caprileone per raccogliere l'appello della mamma di Leonardo, un bambino disabile bisognoso di assistenza permanente che da 20 giorni aspetta un piano terapeutico. Infine abbiamo parlato di sport con il calcio. In Serie C il Palermo ha pareggiato a Potenza, il Messina ad Avellino, invece il Catania ha subito una secca sconfitta 5-1 contro il Foggia. Sono le 7:41:10, si chiude qui questa prima edizione del giornale radio della Sicilia. Nell'augurarvi una buona giornata vi salutano Mario Azzolini e Antonella Gurrieri che hanno condotto, con l'assistenza tecnica di Daniele Marchese a Palermo e Andrea Giuntini a Catania. Prossimo appuntamento alle 12:10. Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio della Sicilia.